To-do list, traduzione, lista delle cose da fare, capire come cacchio entrare qua. Guarda case abbandonate, guarda che ficcata. Una ha la porta aperta, quella no, è stata murata, ma questa è la porta aperta. E può essere che ci trovi dentro anche mobili, cioè quadri, roba vecchia, roba interessante, hai capito? Cioè da lasciare là, ma interessante da vedere. Vedi che cazzo me ne frega a me della zona rossa, voglio dire. Per me è tutto divertimento, cioè io vado via in bici e trovo comunque roba interessante da fare e da brigare. Guarda, ci buttano dentro gli zaini, quindi qui probabilmente vengono a rubare e poi chissà come li lanciano dentro gli zaini, ecco, senza chissà come da qua. Sì, qua vengono a farsi noi festini, a passarsi magari i pomeriggi boccette, perché vedi che è pieno di lattine, di porcherie varie. Forti, guarda cavi. Guarda che robe, guarda cavi, magari è un covo, un singanaio che vengono a nascondere le robe. Guarda un'altra cosa, aspetta, occhio, guarda cosa ho visto, attento. Vedi? Cazzo si apre, che sta da dentro. Lì ce n'è un'altra, però siamo pur sempre a Jesolo, quindi non mi fido, vado a prendere la bici per visitare l'altra casetta. Tu magari mi dirai, Singano, ma che senso ha tutto ciò? Ma ti dirò, ti avevo già fatto io il discorso sul senso, non tanto sul senso della vita, che ho preso come esempio base, esempio radice per far nascere poi tutti i miei discorsi, ma il senso in sé, cioè tu devi trovare sempre un senso alle cose. Perché? Beh, allora se vuoi proprio sforzarti di trovare un senso, ok, allora il senso di questa cosa è che io qui niente, mi diverto. Siamo in zona rossa, tutti si annoiano, io prendo la bici e vado a visitare le case abbandonate, mi passo così il tempo, è interessante. Urgo, questi si sono fatti male, serve un copertone sfondato. C'è anche della tule. Secondo me questo è buono, se devo capire perché l'hanno buttato, ma secondo me questo è molto buono, è anche della tule di marca, probabilmente hanno rubato una bici e l'hanno buttato qua. Sì, bene, sei contento? Singano. Sì, sono contento, perché la vita non può essere sempre merda e cose eclatanti, ok? La vita può essere anche tutte le sfumature, le vie di mezzo. A me piace star qua a curiosare nelle case abbandonate, ma questa l'hanno anche murata dentro, se c'è qualcosa di interessante, anche se comunque già le cose vecchie in sé sono interessanti, no? Perché volevo immaginare, stai un attimo rivivendo, no? Frammenti di vita quotidiana di una volta. Ma in fondo, scusa un attimo, ragiona, quando andavi alle gite scolastiche, no? Che ti portavano a vedere Paestum, oppure gli anfiteatri romani, piuttosto che i templi greci, no? Alla fine tu della storia non ne sapevi un cazzo, però faceva bello, no? Vedere quelle robe. E uguale qua, io ti porto a vedere delle cose vecchie, anche se non ne capiamo un cazzo. Tipo questo, cos'è sta roba? Una vasca? Ah, una piscina dell'epoca? Ah, dimmi, cos'è sta roba? Guarda, poteva essere una piscina dell'epoca? Sì, guarda, vedi, ti te scherzi, ma guarda,
Sì, l'acqua magari non è proprio, voglio dire, cristallina, però è una piscina dell'epoca. Ecco, case abbandonate, Parpianca del lusso. Madonna, singano che posti che te ne porti veda. Nonostante il lockdown, la zona rossa, pur rimanendo in regola e rispettando i confini e tutto quanto. In realtà io da tanto tempo che ti sto portando in un bellissimo viaggio mentale, perché come vedi tutto questo, almeno da parte mia, è bello e entusiasmante, ma perché? Non tanto per ste cazzo di case abbandonate che non vogliono dire niente, ma per ciò che io ho costruito all'interno della mia mente, all'interno di me stesso. L'ottica, l'occhio che vede e interpreta il mondo. È una cosa che io da decenni sto curando ossessionatamente e i risultati ci sono sempre schifosamente stati. In fondo ognuno bada ai propri interessi, no? Perché ci sono questi modi di dire che per essere felici bisogna avere tanti soldi, no? Bisogna avere i macchinoni, bisogna girare il mondo, bisogna andare nei ristoranti di lusso. In realtà no, in realtà la felicità è l'essere capaci di provare la felicità, hai capito? Veramente capirai quando sarai molto vecchio. Molti lo capiscono quando sono troppo vecchi. Troppo. Eccolo. You understand, please for me.